Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. È quindi terminata l'incendio, l'emergenza per gli incendi boschivi che per oltre 10 giorni ha divampato in Friuli Venezia Giulia, anche se resistono i presidi, soprattutto in provincia di Gorizia, da parte dei vigili del fuoco e dei volontari e anche delle forze dell'ordine. Ieri mattina è stata anche riaperta, come avevamo fatto vedere anche nei nostri notiziari, la viabilità alternativa a Resia che era stata isolata a causa degli incendi dei giorni scorsi, una viabilità provvisoria di circa 3 km, oggi l'abbiamo percorsa proprio per andare a Resia, grazie a Monica Tosolini e a Tiziano Campigotto che hanno raggiunto il sindaco. Sentiamo. Gran lavoro, un ringraziamento davvero a tutti quelli che ci hanno sostenuto e aiutato. Oggi c'è la festa dell'aglio, quindi ha significato per la mia gente tirare un respiro di sollievo e riuscire a riprendere quella normalità che ci serviva dopo 10 giorni, per cui siamo molto felici e grati e poi ricominceremo a parlare delle altre situazioni che dobbiamo rimettere in fila per risolvere il problema definitivamente e ritornare a lavorare con l'ente di decentramento regionale per un ripristino nel tempo e sicuramente prima dell'autunno dell'ex provinciale 42 per un transito in sicurezza, perché sul Resia insomma possiamo starci per un po', no, ma non per sempre. È stata un'esperienza forte, ma io credo che appunto la comunità si aspetta dal sindaco che debba essere presente in tutte le situazioni, anche in quelle difficili, per cui l'importante è avere delle prospettive e sapere come rimettere in fila le cose per ritornare a delle condizioni di sicurezza, a delle condizioni di benessere utili per la mia gente, quindi tutto si fa. L'importante è appunto organizzarsi e sapere dove si vuole andare a finire e in che tempi. Avete visto quindi l'arrivini di macchine, anche di gente che ha voluto raggiungere oggi Resia, dove c'era la festa dell'aglio, mentre avete visto anche le immagini, le ultime immagini della strada provinciale 42 ancora chiusa. Parlavamo appunto di questa festa, organizzata anche per gestarsi alle spalle i momenti difficili di questa settimana trascorsa nell'isolamento. Allora sentiamo le voci di chi ha vissuto proprio quei giorni. L'abbiamo vissuta dura, perché una settimana e mezza, 10 giorni anzi, chiusi così non è facile. Visto che la strada finalmente è riuscita a realizzarsi, abbiamo subito detto sì, facciamo questa festa perché chiaramente ci teniamo, come anche sarà la festa della Giorna Miscia che ci sarà ad agosto. Determinati più che mai per in qualche modo ripartire, perché un evento così forte ci ha segnato in parte, però il resiano è bello tosta, non molla mai, quindi avanti tutta e un appello a chi viene da fuori di sostenerci in qualche modo venendo su a trovarci in valle, perché ne abbiamo veramente bisogno. Allora, dopo questi momenti difficili in effetti abbiamo perso dei clienti perché naturalmente non potevano entrare in valle, però l'occasione di oggi è stata veramente un rilancio per la valle e anche per la nostra struttura. Il giro turistico che un po' è stato limitato causa incendio e strada interrotta, quello sì. Per oggi? Però adesso appunto con la nuova pista forestale si cerca di ripartire, insomma tutta la valle cerca di ripartire. Voltiamo pagina, dagli incendi alla sanità, tempo di bilanci per la quarta dose di vaccino, a 3 settimane dall'avvio della somministrazione per gli over 60, il bilancio è negativo in tutta Italia, in particolare anche per la nostra regione. Solo 1 su 10 si è vaccinato finora al doppio booster e nel frattempo si registrano altri decessi, 5 oggi in regione. Sentiamo. La campagna vaccinale legata alla somministrazione della quarta dose non sfonda. A quasi un mese dall'annuncio del ministro Speranza dell'avvio del doppio booster per gli over 60 è già tempo di bilanci ed è un bilancio che non può soddisfare gli operatori della sanità a fronte dei contagi numerosi come non mai quest'estate, anche se i ricoveri ospedalieri fortunatamente non segnano una crescita dei posti letto occupati. In attesa della ripartenza delle scuole e dell'abbassamento delle temperature, che spesso è sinonimo di malattie e virus, il vaccino non sembra più fare presa tra la popolazione, nemmeno quella friulana. I dati arrivano dal Sole 24 Ore e sono basati sui numeri forniti dall'AIFA.
Finora sono state 39.327 le inoculazioni della quarta dose, che equivale ad appena il 9,98% della platea, come dire che solo 1 su 10 ha deciso di coprirsi dalle nuove varianti del Covid. Di questi il 21% sono over 80, il 6,85% hanno tra i 70 e i 79 anni e il 3,58% è over 60. Il Covid, insomma, non sembra più far paura come nel recente passato, basti pensare che più dell'80% degli over 80 in Friuli Venezia Giulia è coperto da terza dose, dato questo che, basso comunque sottolineato, era uno dei peggiori in Italia. Nel frattempo, nelle ultime 24 ore sono stati rilevati nella nostra regione 789 nuovi contagi emersi dai 4.866 test tra molecolari e antigenici, 288 le persone ricoverate nei reparti Covid, 7 in terapia intensiva. Anche oggi c'è da registrare il decesso di 5 persone, 2 a Udine, 2 a Pordenone, 1 a Trieste. Torniamo in montagna. Un centinaio di escursionisti ha partecipato alla protesta per dire no alla costruzione di una strada della larghezza di ben 3,5 metri, oltre a 5 piazzole di sosta di 10 metri circa l'una, a 1.600 metri di quota nella località di Rigolato, distruggendo, dicono questi escursionisti, un luogo incontaminato e molto apprezzato da chi frequenta la montagna. L'opera cancellerà anche il sentiero CAI 227. Dalla loro parte la presidente di Consumatori Attivi Barbara Puschiasis. Vediamo il video. Oltre un centinaio di persone oggi si sono riunite a Piani di Vas per fare la camminata fino a Casera Tuglia e poi Rifugio Tiampicciuloni in comune di Rigolato. Questo per percorrere il sentiero CAI 227 che si sviluppa in quota 1600 metri e che dovrebbe essere interessato a brevissimo, comunque entro l'anno, da lavori che andrebbero a sostituire il sentiero con una strada della larghezza di 5 metri e con ben 5 piazzole di sosta di 12 metri di larghezza e lunghezza. Uno scempio, oltre che ambientale, che si traduce anche in uno sperpero di soldi pubblici, perché questa strada verrebbe poi travolta da ben 3 ghiaioni che continuano a scaricare materiale dal Monte Pleros ogni anno ad ogni perturbazione. Quindi no alla strada forestale, no alla strada camionabile, sì al rispetto dell'ambiente e sì alla valorizzazione del territorio per il turismo. Estate con eventi tutti da vivere nelle città del vino del Friuli Venezia Giulia, 3 rassegne da gustare sino a settembre con un calice in mano. Vicino a Calici di Stelle da quest'anno ci saranno infatti altre 2 nuove iniziative, Festival Vini Gusti in Musica e un calice a teatro. Andiamo a scoprirli. 3 rassegne da gustare con un calice in mano, un'unica grande estate da vivere. Le città del vino del Friuli Venezia Giulia moltiplicano le proprie proposte, unendo al tradizionale appuntamento con Calici di Stelle anche 2 nuove iniziative, Festival Vini Gusto e Musica e un calice a teatro. In totale, fino a inizio settembre, ci saranno oltre 30 appuntamenti in 19 centri, un ricco programma dedicato agli amanti del vino che potranno assistere a concerti e spettacoli, degustando i migliori vini di oltre 200 cantine del territorio e assaggiando specialità gastronomiche. Ci sarà il 6 agosto una manifestazione nel vecchio frutteto della sede municipale, che è un teatro in friulano. Poi il 10 di agosto è il Calice di Stelle, quello in tutta Italia, e poi il 17 agosto ci sarà un evento musicale. Una cosa importante da dire è che queste vengono fatte in collaborazione con la Proloco di Casarsa. Un calendario importante, ben 33 eventi con 3 iniziative importanti. Da una parte Calice di Stelle, che oramai è un brand riconosciuto a livello nazionale che noi organizziamo assieme al Movimento Turismo del Vino. Altri 2 eventi importanti che sono nati lo scorso anno. E poi abbiamo invece il festival Vini Gusti in Musica, ben 7 eventi. Collaboriamo con questa prestigiosa manifestazione di Calici di Stelle già da 3 anni ormai. Banca Terra ne ha 4 di vita, quindi è da pochissimo che collaboriamo con loro, perché siamo una banca locale, quindi vogliamo e dobbiamo dare il nostro contributo allo sviluppo del territorio nel quale operiamo. La pagina degli spettacoli, da Aquileia Film Festival vince il film Narbonne, il documentario che mostra il lavoro di scavo di un gruppo di ricercatori.
Narbonne, la seconda a Roma, film prodotto in Francia dal regista Alain Tichki, che documenta il lavoro di scavo di un team di ricercatori dell'antica Narbo Martius, è il vincitore fra i 5 film in concorso di Aquileia Film Festival, 13ª rassegna su cinema, arte ed archeologia in svolgimento sino al 2 agosto, a cura della Fondazione Aquileia, a Il giuramento di Ciriaco del regista Olivier Bourgeois, girato dentro il museo di Aleppo durante la guerra civile in Siria del 2011, è invece è andato il premio di vincitore morale di Aquileia Film Festival 2022 con menzione speciale per il valore assoluto del film, il messaggio di pace, l'intensità e qualità tecnica. Emanuele Zorino, sindaco di Aquileia. Un'edizione che abbiamo aperto con grande attenzione verso un centenario particolare, un centenario che è quello della nascita di Pierpaolo Pasolini, un uomo che amò queste terre e che di queste terre fece lo sfondo per grandi sue opere, in particolare la Medea che fu girata appunto 40 anni fa nella laguna di Grado e di Marano. Un'edizione particolare, poi tanti ospiti, tante interconnessioni delle relazioni, le relazioni di Aquileia con il mondo della cultura, con Napoli, i Campi Flegrei, ma anche i musei del territorio. Chiudiamo con lo sport, grande successo ieri per la 33esima edizione del meeting di atletica leggera di Lignano, tante le stelle olimpiche presenti, tra cui la campionessa mondiale dei 100 metri Jackson che ha trionfato nella specialità, vittoria anche per la friulana Vissa negli 800 metri. Sentiamo. Abbiamo portato in cantiere la 33esima edizione che è già un grande risultato, 22 paesi da tutto il mondo, atleti di grande spicco, abbiamo la Schiffer, ma abbiamo l'olandese che è più pluricampionessa mondiale, ma soprattutto la Serica Jackson, fresca del campionato del primato del titolo mondiale nei 200 metri, argento nei 100, nella 4% ai mondiali di Eugene. E tanti altri campioni del gruppo dei giamaicani, avremo 4-5 atleti sopra gli 8 metri nel salto in lungo, nel mezzo fondo c'è un giovane americano 19enne che corre in 3.34, ma poi anche nei 400 ostacoli più atleti intorno ai 48 dove c'è in palio il trofeo Missoni, il nono trofeo Missoni, che noi ricordiamo come grande atleta, oltre che grande stilista. Ci sono i disabili che correranno i 50 metri Special Olympics e i 100 metri FISPES e poi c'è un riconoscimento che viene dato a Anna Incerti, che è una campionessa europea, già campionessa europea della maratona, trapiantata qui in Friuli da diverso tempo. Non ci sono altre notizie, questa era anche l'ultima notizia ovviamente per il nostro notiziario. Io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro buona serata a tutti e buona domenica, arrivederci.